Tra l'altro bellissima questa edizione, abbiamo degli spazi anche particolari, siamo con l'amico Maurizio e tu hai organizzato un salotto, mi piace molto il discorso del salotto, no? Del cibo, no? Allora, l'idea del salotto è stata devo dire che di Davide. Mi ha detto, ma Noi perché? avevamo la cucina, quindi ci mancava il salotto e allora una casa, chi meglio di un intrattenitore come lui, uomo di spettacolo, può fare salotto? Questa bella macro regione ha bisogno di un salotto e quindi uno spazio importante è dedicato al salotto dell'Alpe Adria e addirittura un'area cooking show, quindi ci saranno eventi, ci saranno incontri, ci saranno meeting, ma ci sarà anche solamente la possibilità di chiacchierare, stare insieme, di fare interviste, di conoscerci, di raccontarci, insomma di tutto quello che c'è bisogno adesso di fare. È chiaro che in questo momento lo sta facendo un sacco di gente, ma il problema è che c'è un sacco di gente finta. Dove si diceva prima di andare a trovare i prodotti, tra l'altro prima abbiamo sentito un pizzaiolo che hai citato, proprio, io ci ho parlato, poi ero al tavolo, proprio che lui va a scoprire i prodotti, come dicevi tu, proprio della porta accanto, Davide ha una storia così importante in Italia che cioè, non ce l'ha nessuno come lui, ma nessuno dei giornalisti, dei colleghi come lui. E noi nel nostro piccolo, comunque nella macroregione dell'Alpe Adria, siamo presenti da 15 anni e noi facciamo una guida da 23 anni, 22 anni, insomma, e quindi ecco, direi che insomma, possiamo stare sicuri sicuramente sulla qualità. Poi lui fa questa guida dove valorizza anche dei locali che magari non vengono presi in considerazione da tante altre guide, da tanti altri giornalisti, ed è giusto andare a recuperare anche chi non ha le tovaglie perfette, chi non ha una carta di vini con 562 bottiglie, ma magari ha una selezione di 30 bottiglie selezionate, belle, però andate ricercate punto per punto. C'è questo che bisogna un po' riproporre. Certo che non è un discorso siamo antistorici, cioè, non è che siamo però come ho detto prima, tirem innanzi, poi vero o non vero, cioè uno deve essere se stesso. Quello che volevo dire è che Davide prima ha detto una cosa, ma c'è ancora qualche ristoratore che va a prendersi le erbe, i fiori, le cose e il piccolo produttore che ha tre mucche, cioè veramente ci sono delle cose che non pensiamo neanche più che esistano, invece esistono. Allora io credo che Gourmandia è un assaggio con tanti piccoli produttori di questa cosa che è meraviglioso, in più la possibilità di assaggiare anche in più questo territorio dell'Alpe Adria, direi che vi aspettiamo a Gourmandia. Io direi di ripetere quando ci siamo, quando ci siete. Allora, 12, 13, 14 maggio a Bello weekend lungo con lunedì. Santa Lucia di Piave, dove c'è la vecchia filanda, anche qui ha un significato. Quel posto lì è diciamo, il luogo della più vecchia fiera dell'agricoltura del mondo, quindi ha anche un significato molto chiaro, ben preciso. Vi aspettiamo perché ci saremo anche noi, saremo insieme con Marco, saremo insieme con Maurizio e quindi in qualche modo cercheremo di raccontarvi in diretta gli eventi che ci saranno, ma se ci sarete anche voi sarà meglio, condivideremo. Ci saremo di sicuro. E quindi vi aspettiamo. Quei giorni dobbiamo lavorare. Almeno quei tre per il resto andremo a assaggiare, non lo so, almeno quei 3 giorni però ci siamo. Vi aspettiamo. Gourmandia. Gourmandia. Grazie. Normandia.